risponde. Buonasera, vuoi la linea? Sì, grazie Beppe, buonasera. Oggi credo che sostituisca Natalia. Mi sentite? Perché Sì, sono in salutiamo una il nuovo camera regista, iperbarica. Jeff, salutiamolo. Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao Massimo, benvenuti all'Avvocato Risponde. Ciao. E quest'oggi sono dentro una camera iperbarica per fuggire al caldo, magari, con un signore inquietante che mi guarda dietro. Però, vabbè, Esatto. anziché Massimo che mi guarda qua, c'è dietro il signore, però vabbè. Non so chi è Allora, peggio. non lo so, infatti. Tu tra qualche anno, comunque, volevo dirti, intanto abbiamo festeggiato il compleanno dell'Avvocato Leonardi, sappiate che ha compiuto gli anni, ne ha compiuti non si dice, anche se è un uomo, però ormai non si Si può contano. dire 46 anni. Sì, sta scherzando. Non Tanto si non è conta. che, voglio dire, i Non miei si dati conta. sono pubblici oramai, No, sono lo presenti. lo so. Quindi Volevo scherzare un po', volevo dire che insomma anche noi avvocati abbiamo dei periodi di festeggiamento, dei momenti momento ludico, ci siamo anche ludici. ubriacati, devo dire. No, scherzo, Proprio, non è vero. io che bevo pochissimo. No, non è vero, abbiamo brindato e siamo stati in un locale molto noto, senza fare pubblicità, anzi diciamo a Bulgari che No, salutiamo, vabbè, perché abbiamo, cioè tu hai un'amicizia salutiamo il Bulgari di Milano. decennale. No, salutiamo soprattutto il direttore che tu Sì. conosci bene e che mi hai presentato e che tra l'altro... Cresciante, prima o poi dovremmo farlo anche partecipare, forse una volta, Celeste. Magari ci Va può bene, sì, spiegare certo. un po' le dinamiche che possono succedere all'interno di un albergo anche Vero. con riferimento ai possibili sinistri, contenziosi, no? Sì, no, ma anche l'organizzazione di una grande struttura, ne parlavamo l'altro giorno, Ma soprattutto, una struttura a io livello so già alcuni internazionale. racconti che lui mi fece, non direttamente che è successo lì, ma è successo tante volte in casi di rapina all'interno delle Certo. stanze. Chi è responsabile, l'hotel, e tutte quelle vicende che sono veramente particolari. Quindi sarebbe interessante, sarebbe interessante. Sì, no, certo, infatti. Volevo dirti, quest'oggi, tu come sai ci sarò solo per mezz'ora. Sì, la prima parte, poi Cui proseguo io. Magari esatto. diamo subito il numero, Celeste, dai il numero. Assolutamente sì, beh, io ci spero sempre che le persone possano chiamare per raccontarci il loro caso, come sapete noi siamo molto, ne saremo molto contenti e soprattutto prendiamo spunto dai vostri casi per poi, diciamo, raccontare pubblicamente che cosa combina l'ente piuttosto che un altro ente, non facciamo nomi. Allora, 0292947222, ma io voglio tornare su un tema molto caro ultimamente perché oltretutto sono sempre più frequenti i casi che che ci capitano, riguardano la doppia contribuzione. Come sapete noi ci occupiamo di tantissimi privati, ma scusate, interferenza in questa camera. Noi ci occupiamo per lo più di privati, in realtà anche di molte società e dal punto di vista previdenziale ne seguiamo tutta la parte appunto contributiva, la parte del Certo. DURC, eccetera. Ci è capitato ultimamente, e questo ha dato il via a diverse cause che stiamo seguendo, sulla scorta di una giurisprudenza abbastanza recente che, diciamo, vieta la doppia contribuzione, cioè il pagamento, il versamento dei contributi in due distinte gestioni, la gestione separata e la gestione commercianti, per chi è un socio amministratore SRL. Ovviamente non basta dire sono socio amministratore SRL, bisogna ovviamente dimostrare, come ben sa l'avvocato Leonardi, attraverso testimonianze, attraverso l'interrogatorio di comunque persone dipendenti che lavorano nella SRL, dimostrare ovviamente che questo socio ha un ruolo solo puramente, non voglio dire formale, ma sicuramente non operativo, perché ognuno ha il suo ruolo, c'è il direttore acquisti, c'è il direttore che si occupa delle vendite, c'è, insomma, ognuno ha il suo ruolo, l'amministrazione e, come ben sapete, no, voglio spiegarlo bene, cioè l'amministratore è colui che, diciamo, sta all'apice e chiaramente riceve notizie, riceve approfondimenti, a lui spetta l'ultima parola su tanti aspetti in una società, però
nel caso specifico non è tenuto a pagare a versare appunto a doppia cassa, perché è come se ci fosse un po' un principio di divieto di doppia tassazione, che noi, il nostro ordinamento lo vieta e noi assolutamente dobbiamo rispettarlo. Si sono nate diverse appunto cause a riguardo in diversi tribunali, specialmente del nord al momento. Abbiamo ottenuto una pronuncia che ci rende molto orgogliosi, vero Massimo? Molto orgogliosi e devo Presso il dire sì. Tribunale di Monza, che peraltro, diciamolo, è anche un tribunale tosto, molto Sì, tosto, vero. e che speriamo faccia stato, costituisca un precedente. Ci stanno capitando sempre più casi del genere, perché evidentemente l'INPS ha questa consuetudine di far pagare due casse ai soci amministratori. Quindi se anche voi vi trovate in questa situazione, potete sicuramente approfondire il caso. 029294, ormai non leggo più, 7222, anche con un caldo torrido. Capisco che non sia entusiasmante parlare di previdenza e di casi simili, però direi che potete approfittare della presenza Possiamo nostra anche in una parlare di giornata. questi falsi allarmi che continuano a inviare questi meteorologi. Se qualcuno ci ascolta, vorrei capire. Quello, a prescindere dal mondo legale, è No, no, sicuramente fa però arrabbiare. Celeste, il mondo legale, ma io In che ricordo senso qualche anno falsi fa, allarmi? no, falsi allarmi di tempeste che non arrivano, cioè non Ah, puoi dire a me arrivano 3-4 messaggi al giorno di queste compagnie assicurative che sì. dicono è prevista grandine, ieri addirittura un'allerta prevedeva la gente di stare in casa a raffiche di 100 all'ora, non è arrivato nulla, ma io signori, ma come fanno le previsioni questi Ho avuto signori? 5 minuti, sì. Cioè, voglio dire, andare a raccontare il fatto che come fai a sbagliare le previsioni nel giro di 2 o 3 ore? Cioè, è una cosa che io non riesco a concepire, nel senso, ci sono i satelliti. Ieri sera ho fotografato sul Corriere, dicevano che sarebbe arrivata una tempesta di stare in casa, ma non è arrivato nulla. Ma io dico, ma C'è del terrorismo, ecco, no, ma è sì, un vero. po' sì, è Immagini, vero. scusa, c'è uno che deve viaggiare e fa uno spostamento. Anch'io delle volte non lo faccio, ma ancora adesso, perché se uno mi dice, cioè, ecco, io capisco a distanza di un giorno o due, ma un'ora per l'altra, come fai a sbagliare? Questo vorrei che qualcuno mi No, spiegasse come è sì, a possibile. volte mi fa anche a me, non Ecco, lo guardo il meteo, cioè non è vero, poi lo guardo, però cerco di un po' evitare però di Celeste si guarda, perché influenzarlo. poi se viene No, lo ripreso, so, lo so. se viene Sì, sì, ripreso hai ragione, hai anche, ragione. cioè addirittura dai quotidiani, addirittura con un'allerta meteo così di questa portata, No, è vero, veramente, è vabbè, vero, è insomma, vero. Vabbè, piccola parentesi dove sicuramente, insomma, siamo tutti un po', come dire, provati da queste condizioni atmosferiche. No, volevo tornare sul punto, e qua ti voglio, della doppia contribuzione. La verità è che anche quello che abbiamo consigliato ad alcuni nostri clienti è che anche, diciamo, prima ancora di costituire una società o, insomma, quando si costituisce una società, bisogna sempre pianificare anche in merito alla contribuzione. Mi spiego. Se voi costituite una SRL, e poi ci sono varie forme di SRL, come vi dirà bene anche Massimo, parliamo delle SRL costituite in Italia, Massimo, poi chiaramente possiamo Classiche, le anche... classiche, le classiche. Esatto, quelle classiche, che poi c'è quella semplificata, eccetera. Cosa vuol dire prepararsi a livello contributivo? Beh, innanzitutto, vabbè, quello che suggerirei a un cliente per evitare la doppia contribuzione è, diciamo, come dire, avere dei dipendenti, nominare, avere dei determinati ruoli, a prescindere poi da quello che è l'amministratore Sì, delegato, attribuire a persone quali può essere, come dicevo prima, il direttore vendite, il direttore clienti, il direttore amministrativo, in modo tale da diversificare i vari ruoli e non, cioè, passatemi il termine, cadere in questo tranello della doppia contribuzione, perché effettivamente non tutti possono saperlo e conoscere, siamo qua apposta per dirvelo, e conoscere la giurisprudenza. E quindi di fatto il mio consiglio in primis è rivolgersi a un professionista anche in questo caso per pianificare quella che è proprio l'organigramma, la struttura della... certo. Mi viene in mente un cliente che seguimmo un paio di anni fa che effettivamente aveva lo stesso problema, ma essendo lui l'unico socio amministratore, effettivamente avemmo maggiore difficoltà a dimostrare che lui non aveva un ruolo purtroppo operativo. Quindi Sì, avevamo, poi insomma, lì
c'è anche un tema Sì. dove addirittura, esatto, ma se mancano i dipendenti, insomma, diventa È un pochino quello duro. dico, cioè se Anche hai se dipendenti sei più potrebbe vero. essere, noi avevamo provato lo stesso allegando le fatture, che questo ci sta, dei consulenti, dove Sì, si attesta, per esempio, che la contabilità non la fa lui, però evidentemente si presume che almeno la banca la controlli lui. E quindi certamente. controllando la banca, che è l'operatività e la parte finance di una società, a Esatto, quel punto finance. lavori anche tu. È difficile in questo caso. Ecco, l'unico caso è questo, anche se in un altro caso ce l'abbiamo fatta, ti ricorderai, addirittura Sì, stragiudizialmente, senza sì. neanche fare un ricorso, l'avevamo cancellata. Sì, Però lì perché c'era ricordiamoci che anche in questa procedura, anche in questa problematica, la procedura non è subito proiettata avanti al Tribunale del Lavoro, cosa che di solito poi succede, diciamo, in ultima analisi, ma anche in questo caso si procede per gradi e si affronta prima, quindi è stata negata la cancellazione, piuttosto che è arrivato un versamento, vi siete accorti che avete appunto versato doppio, allora si impugna prima in via amministrativa il procedimento appunto è questo, il provvedimento INPS. Se in via amministrativa, trascorsi i tempi di legge, l'INPS non risponde, perché certo, ricordiamoci, purtroppo non è neanche obbligato a rispondere, allora si procede poi in via giudiziale. Il grande vantaggio, diciamo, delle procedure amministrative previdenziali è proprio questo, cioè di poter cercare questo anche, diciamo, non solo nella doppia contribuzione, di poter, certo. diciamo, impugnare il provvedimento in via amministrativa, come si fa con le multe, diciamo, anche se, vabbè, con le multe entra in gioco altri organi, però c'è questa fase antecedente che è la fase amministrativa che permette appunto una sorta di dialogo con il comitato competente che però, come tu ben sai, non è obbligato a rispondere e eventualmente poi si può procedere in giudizio. Noi comunque siamo molto contenti, però tutto questo era anche per dire, Leonardi, attento, era per dire che diciamo, la pianificazione è importante. La pianificazione è importante quando uno deve andare in pensione, che sia un dirigente, che sia un qualunque tipo di ruolo abbia, è importante per aprire una società, è importante anche quando vai via da una società, cioè è sempre importante. Noi la consigliamo a La tutti. sposiamo la tattica del meglio chiedere prima che dopo. Questa è un po' la No, e soluzione che noi... soprattutto, cioè, come dire, organizzare prima, no, Certo, appunto, le attività o anche appunto la contribuzione. Prima di andare in pensione si fa di solito un'analisi una preventiva, una disamina, disamina che noi certo. facciamo fare e che a nostro avviso è veramente importante, perché appunto evita tanti problemi successivi. Sì, ma non far parlare solo me, insomma, qua No, cioè, datti da no, fare, no, sto scherzando, no, volevo che tu spiegassi che anche in realtà anche a livello fiscale, volevo fare un parallelo, diciamo, anche a livello fiscale dove la ma io Celeste, scusami, pianificazione ho fatto apposta aziendale è perché fondamentale. purtroppo tu non sai, ma quando c'è il collegamento per radio, le voci tendono a sovrapporsi perché l'audio non è parietetico, quindi Certo. lascio finire di parlare te perché più di una volta ci è stato detto No, per no, quello che hai dico. ragione, hai ragione, hai ragione. Purtroppo, essendo non insieme, chi ci ascolta ha difficoltà. Quindi lasciamo finire te e giustamente adesso mi passi la palla. Io dico assolutamente, non c'è solo la parte legale e previdenziale, c'è la parte fiscale, quindi tutto quello che è l'aspetto fiscale, ma l'aspetto societario, i patti parasociali, tutta una serie di cose, fatele fare prima, perché comunque anche recentemente sono venuti da me vari di ragazzi in fretta e furia, mi hanno fatto costruire la società, sì, avvocato, abbiamo già studiato tutto. Io gli ho detto, ma avete fatto un business plan? Ha detto, sì, sì, prendiamo un ristorante a Milano, È decisissimi. questo io voglio dire, Decisissimi, esatto. siamo andati in fretta e furia dal notaio. Io ovviamente li ho sconsigliati perché fate almeno fare un'analisi e vediamo un attimo. No, bene, nel giro di un anno e mezzo il ristorante purtroppo è chiuso e la società deve essere liquidata. E liquidare una società non è un gioco da ragazzi, eh. Cioè ci vogliono Assolutamente dei no. soldi e quindi a quel punto sono soldi proprio buttati. Allora meglio spenderli prima in consulenti, quello che dico, giusto, Ceste? Bravo, per questo volevo dire, cioè vedi che poi alla fine tutto è collegato, e cioè anche proprio non solo nella fase di apertura di una società, ma così come potrebbe essere una partita IVA, un qualunque tipo di, diciamo, attività, ma anche in Certo, fase, come dicevi tu, di chiusura in realtà della società o quanti sono venuti da noi, specialmente da te che sei anche commercialista,
hai questa doppia laurea che è fondamentale, che ci ha permesso anche di appunto guardare sotto tutti e due i profili, gli aspetti, no? Una problematica, una È giusto, questione. Geste, perché comunque alla fine, ribadisco, anche nel diritto in sé per sé ci sono tantissimi aspetti economici. Immaginate nell'ambito societario, dove si Esatto, sovrappongono in maniera incredibile. C'è l'aspetto assolutamente. tributario, quello legale, insomma, previdenziale, in più si è aggiunta anche previdenziale. Prima Tendenziale, io non lo la facevo Celestina ti per ha colpa tua, aperto adesso un no, invece è mondo. una grande opportunità, siamo contenti di Certo. essere con grande fierezza, possiamo essere forse leader a Milano, possiamo dirlo nell'ambito. Beh, Beh, diciamo sì, che ci dicono che pochi, anzi forse io mi sento di dire che pochissimi, siamo i leader perché non c'è nessun altro, possiamo dirlo, mi sento di dirlo, che ha questa così propensione, perché qua si tratta di avere propensione, non mettere sul sito che fai previdenziale, farlo anche, perché certo. intendiamoci bene, quello voglio spiegarlo, cioè non è che solo il titolo, cioè giustamente tu dici tu sei avvocato e commercialista, ma non è che sono solo quello, anche No, certo. praticamente, in generale questo, e mi viene da dire, faccio Come allargo, esperienza anche di casi, allargo questo eccetera. pensiero anche in ambito sanitario, qua agganciamo, cioè non vi fidate, poi magari c'è qualche professore mi tira qualche maledizione, a me non mi interessa niente. Se c'è qualche professore, vado dal migliore, ma di cosa stiamo parlando? Non è che tutti i professori sono i migliori, e se il professore che voi pensate è migliore, poi non vi opera lui, cosa che accade molto frequentemente, perché i professori visitano, ma poi in camera operatoria non vanno loro, ragazzi, vanno gli assistenti, vanno i giovani, vanno quelli, e voi avevate creduto che venivate operati da quello e invece non vi opera quello. Allora ha senso? Oppure è meglio dare fiducia a un giovane? Diciamo che noi siamo sempre per la specializzazione, consigliamo la specializzazione e soprattutto in una materia come la previdenza ci siamo resi conto proprio sul campo che diciamo, occorre tanta esperienza, è una materia molto tecnica. A mio avviso, non si può andare dal primo, come dire, improvvisato, ma ovviamente serve chi ha già lavorato tanto su queste casistiche e questi tipi di vertenze, di problematiche. Sono tantissime, oltretutto richiedono, come diciamo sempre, anche la collaborazione di consulenti. Noi lavoriamo anche con consulenti, medici legali, Assolutamente. peraltro aggiornamenti continui. Oggi, dopo essere uscita dall'ospedale, perché purtroppo mia nonna non sta bene, questo vabbè, lo dico perché purtroppo è così, è una settimana un po' così. Mi sono messa a studiare, per dire, noi seguiamo anche le casse private, l'Empapi, che è una cassa infermieri, perché stiamo seguendo anche una causa in merito a questa, appunto, a questa categoria. In realtà non finisci mai di scoprire, ci sono regole del tutto diverse rispetto a quello che è l'INPS o altre casse, la nostra, la cassa Geometri, e quindi insomma bisogna sempre studiare, mai dare per scontato nulla. Quando vi arrivano i provvedimenti è vero che l'INPS può sempre, scusate, che da soli potete tranquillamente, specialmente nella fase amministrativa, impugnarli, ma non è assolutamente consigliabile impugnarli, diciamo, in autonomia. Quello che abbiamo visto è che facendo dei ricorsi in autonomia, i ricorsi parlo appunto degli amministrativi, Certo. si rischia di, come dire, non improntare una difesa che poi magari vi potrà servire anche per il proseguo e anche nella fase giudiziale. Insomma, è sempre meglio sin dall'inizio citare le norme giuste, Giusto. determinati anche casi simili, noi sappiamo quali riferimenti normativi fare, o comunque se c'è stata, per esempio, di recente, ti ricordi anche il caso della mancata contribuzione che impediva alla signora di andare Sì, in pensione per un errore dell'INPS, ti ricordi? Ecco, anche in quel caso, cioè persone che magari si ritrovano bloccate per anni, in questo caso era una signora che era bloccata da un paio d'anni, cioè per un errore banalissimo, cioè banalissimo, dico banalissimo, ma richiedeva un intervento legale. Chiaro che cioè, la procedura da attivare per poter recuperare quei contributi che in realtà non è che non erano stati versati, non erano stati registrati per un errore appunto di INPS, richiede
se capita, l'intervento di un avvocato. La signora effettivamente col senno di poi ci ha detto: io per un annetto sono andata in giro per patronati, associazioni, ho fatto un po' le cose in autonomia, arrivata da voi, tempo una settimana e abbiamo fatto la procedura. Ma non perché noi siamo migliori di altri, ma perché ovviamente noi conoscevamo la procedura, sapevamo che cosa fare. Quindi io consiglio, come dire, di muoversi bene e tempestivamente, quindi la parola tempestività sia come rispetto alla prescrizione, rispetto alla decadenza, sempre va tenuta conto, ma consiglio di muoversi subito da un professionista perché rischiate di perdere tempo. Certo. Questa è un po' la mia considerazione. Poi i casi che ci occupano sono veramente miriade di casi, alcuni sono molto simili, tutti molto simili. Ultimamente in realtà mi è capitato anche un caso che però non ho seguito con l'avvocato Leonardi, ma lui lo conosce, Certo. il caso, quello della NASPI che viene chiesta indietro, perché diciamo che il vizio dell'INPS di fatto è poi quello di chiedere indietro. Una volta poi concessa, diciamo, la prestazione, qualunque essa sia, che sia un'invalidità, che sia una NASPI, che sia appunto, qualunque tipo di prestazione, spesso anche a distanza di tempo, improvvisamente, senza neanche dare troppo preavviso, mandano un'altra comunicazione e chiedono indietro anche soldi di importi elevati. Io mi rendo conto che, senza neanche dare spiegazioni, come ben sa l'avvocato Leonardi, e mi rendo conto che queste sono, cioè, sicuramente una condotta che io non condivido, per quanto poi hanno le loro motivazioni, avrebbero le loro motivazioni, però sarebbe meglio sin dall'inizio, no? Magari non concedere la prestazione anziché richiederla indietro, però questo ci dà Su quello, spazio. Celeste, combattiamo Tutti delle i giorni. battaglie da anni, perché non è possibile dare a un cittadino i soldi e poi a distanza di 4-5 anni devo dargli indietro. Esatto, e Questo specialmente sappiate, vi voglio dire che anche qui c'è intervenuta la Cassazione, c'è una giurisprudenza recente per quanto riguarda la NASPI. Allora, il principio generale è ovvio che se un ex lavoratore, un lavoratore licenziato prende la NASPI, che poi di solito dura 2 anni, è ovvio che non deve impiegarsi in un nuovo lavoro. Però dipende. Ci sono stati dei casi in cui si è impiegato magari per 2 settimane, hanno fatto lavoretti brevi, un lavoretto stagionale che è durato 2 mesi. Questo non vuol dire che deve essere ridata indietro tutta la NASPI dei 2 anni. Ecco, ci vuole una proporzionalità e infatti la Cassazione si è spessa a riguardo perché occorre appunto rispettare una proporzionalità tra quanto è stato dato e la pena che non deve essere appunto la restituzione per intero dell'importo intero, ecco. Spero di esprimermi bene perché oggi mi sembro tra caldo e tutto, non ho una grande siamo anche un po' di stanchi, linguaggio. perché comunque per noi la stagione è un No, po', non è che finisce qui, però comunque adesso è un periodo molto duro perché molto c'è un sacco duro, di gente sì. che va in vacanza, tutti che vogliono le Vero. cose, la Tutti solita che cosa. Poi, vogliono la fine sì, del poi mondo, come al solito io combatto, anche Celeste, penso questo tipo di approccio perché non è che, cioè, se uno deve andare in vacanza non è che deve costringere il consulente a fare tutte le cose prima, cioè, voglio dire, No, si poi appunto fanno. alcune non sono neanche fattibili Ma no, ma subito. poi dobbiamo dirlo, sfattiamo il tabù, basta delle 3 settimane di fila, cioè fa un po' ridere sta roba. Spero che gli italiani si rendano conto che stanno un po' trascendendo nel ridicolo, cioè non si possono prendere 3 settimane di fila, se ne prendono scadenziate, una settimana adesso, una a luglio, una a giugno, come fanno in tutti i paesi del mondo, non si può staccare tutto e spegnere il motore per 3 settimane, poi ritorni che stai peggio di prima, perché è la verità, è come i ragazzi che stanno a casa da scuola, siamo l'unico paese al mondo che ha 3 mesi e mezzo di vacanze, in tutti i paesi al mondo Lo altri so, però hanno. quando ero più giovane e in età scolastica lo apprezzavo. Sì, sì, cioè, io invece però, Adesso meno. è vero, però io avrei apprezzato anche fare più vacanze in un anno, per esempio in No, altri questo paesi sì è hanno una vero. settimana bianca più di più, Sì, cioè è più, vero, durante l'anno non ci perché sono. comunque alla fine dai 3 mesi, poi torni, è uno shock, perché sei Assolutamente. abituato, cioè adesso io dico, non è meglio per un ragazzo abituarlo anche al mondo del O lavoro? magari sai cosa? Fare weekend più lunghi. Cioè, non so, prendendo Certo. il venerdì, secondo me, ecco, il venerdì dovrebbe essere Assolutamente, ormai. ma io sarei per fare vacanze più, diciamo così, calendarizzate durante tutto Certo, l'anno. Perché poi un certo. ragazzo che è al liceo, l'anno dopo comincia l'università, e l'università non è che puoi prenderti 3 mesi di vacanze, te ne prendi No. 10 se ti va bene, perché poi hai gli esami. Quindi
Non lo so, ragazzi, io ripeto, Sì, però potrebbe essere un'idea, ecco, cioè, non lo so, qua in calmare Italia nel tempo ma io sarei fautrice del venerdì libero, ma più che altro perché anche. giustamente, specialmente nei periodi estivi caldi, giustamente vogliamo anche un po' di riposo. Poi non vuol dire, perché magari se si hanno delle urgenze, delle attività da fare, si può lavorare, ecco, ci deve essere un po' di flessibilità, questo sicuramente. 2 minuti e chiudiamo. Io prima di salutarvi, che poi nella seconda parte della puntata ci sarà il collega, veramente vi esorto ancora a chiamarci, perché quando ci chiamate intanto siamo contenti e possiamo dirci soddisfatti, e poi appunto raccontando i vostri casi che magari non riguardano solo la previdenza. Come sapete, di fatto in studio ci occupiamo anche di tante altre materie. Potete tranquillamente raccontare il vostro caso, potete anche non dirci il vostro nome se non volete pubblicamente dirlo, senza problemi. 029294 7222, vi lascio comunque anche la nostra mail, che potete appunto poi anche avere grazie alla redazione di Radio Libertà, che è l'avvocatorisponde@dirittissimo.com o studiolegale@dirittissimo.com. E niente, vi ringrazio. Prima di cominciare un nuovo argomento, io saluto e ringrazio Massimo, che mi sta dando una grande mano, comunque nella specialmente difficoltà, in perché c'è questo questa... momento così, però grazie che ti sei collegata. No, non ci mancherebbe, per voi, per te, questo per i nostri ascoltatori, questo ed altro. Noi avremo ancora qualche puntata prima di salutarci per appunto la pausa di agosto, e quindi continuate a seguirci. Ci vediamo dopo la pausa. Ciao, Ciao Celeste. Ciao. Ciao. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Eccomi, sono tornato. Buonasera a tutti. Abbiamo fatto questo piccolo stacchetto. Ritorno solamente io in diretta su Radio Libertà. L'avvocato Colorati ci ha dovuto salutare, quindi l'abbiamo congedata in questo giovedì.
di luglio, il tempo vola, siamo già a fine luglio, la stagione, diciamo così, anche radio-televisiva, sta quasi finendo, perché leggevo l'altro giorno che proprio anche le emittenti stanno, come spesso accade in questo periodo, presentando i nuovi palinsesti. Non lo so quale sarà il palinsesto di Radio Libertà, non so se ci saremo ancora l'anno prossimo, noi lo spereremo. In ogni caso però andiamo avanti con questa trasmissione. Abbiamo parlato nella prima parte della doppia contribuzione. Adesso nella seconda parte vorrei anche coinvolgere, dato che sono da solo, i nostri teleascoltatori che ci potranno chiamare, mi potranno chiamare, perché sarà un piacere poter occupare anche del tempo a rispondervi. 02 9294 7222 per parlare in diretta con me e farmi qualsiasi domanda di ogni tipo, di carattere economico, giuridico, in considerazioni che possono essere utili alle persone che ci stanno ascoltando. E come dico sempre io, mai nulla è banale, cioè anche le domande che sembrano più semplici, secondo voi, o magari fate preoccupate che magari non siano utili, lo sono, perché la gente a volte sente da una frase, da un pensiero, da un concetto che viene diciamo così, trasmesso in radio, possono nascere degli interessanti spunti per ciascuno di noi e può servire a ciascuno di noi per risolvere parzialmente i problemi. Ecco, nella prima parte abbiamo affrontato il problema della doppia contribuzione. Adesso vorrei parlarvi un piccolo flash innanzitutto sulla sentenza di quel orologiaio e di quel gioielliere, scusate, anch'io straparlo, ma non Ruggero, che è stata confermata in Cassazione, quindi diventa difficile per me parlarne, perché ci sono degli argomenti tecnici che non voglio affrontare. Mi limito a dire che è una sentenza di una gravità, penso, molto molto ampia, che secondo me deve far riflettere un po' tutti, prescindendo dal giudicare il merito della legittima difesa o meno, insomma, però dare 14 anni a un povero anziano di 70 anni, vittima di plurimi rapine nel suo negozio, insomma, è qualcosa di molto forte, e io voglio esprimere la mia solidarietà nei suoi confronti, perché è chiaramente un tema molto rilevante. Oggi proprio è stata anche la sentenza, tra l'altro, tra gli altri, del Ponte Morandi, dove in questo caso hanno condannato, diciamo, a 14 anni il direttore di Autostrade per l'Italia. Ecco, questo piccolo cenno per dirvi che vedete come le sentenze, gli aspetti giuridici sono praticamente ormai nella quotidianità delle nostre giornate. Ogni giorno si apre il giornale e si apprendono di notizie di questo tipo: condanne, rapine, aspetti societari, insomma, bisogna un pochettino masticare anche quella che è alcuni concetti di legge riguardanti la legge, perché ripeto, non è che tutti dovete essere avvocati, ci mancherebbe altro, però sapervi, diciamo così, destreggiare in questo paese che ha mille insidie è importante, secondo me, no? Perché comunque alla fine, ripeto, siamo un paese dove ci sono un sacco di leggi difficili da interpretare, come dico io, perché se andate da un commercialista, da più commercialisti, ciascuno vi dirà la propria opinione, perché è talmente difficile anche l'interpretazione delle nostre norme, e quindi allo stato attuale dovete anche voi, diciamo così, premunirvi e cominciare a ragionare su alcuni concetti che possono esservi utili anche a voi, no? Questo è un po', tra virgolette, quello che vi volevo dire. Vi voglio parlare ancora di danni alla malasanità, e vi voglio parlare anche di una pratica o di fattispecie giuridiche che sono molto importanti, che sono anche l'impugnazione dei licenziamenti, e anche anche le trattative nei confronti di dirigenti, o comunque ruoli apicali all'interno dell'azienda, che per qualche ragione decidono di non rientrare più nei ranghi della società, e quindi la società prende nuove decisioni e li accantona. In questo caso c'è una trattativa riguardante l'uscita di questi dirigenti dall'azienda, che è importante ed è molto delicata, perché alla fine, come dico sempre, non bisogna assolutamente mai tra virgolette, dare per scontato il fatto che bisogna un pochettino negoziare, no, nella vita, perché è chiaro che la prima proposta che viene fatta in generale, tra virgolette, è sempre da valutare con molta attenzione, no? Quindi mai accettare la prima proposta, in generale sempre che vi viene fatta, andate a negoziare e provate a portare a casa qualcosa di più consistente. In questo caso chi può farlo meglio di un legale, no? Fatevi rappresentare da un legale che vi può aiutare, no? Vi può
supportare in questo tipo di assistenza che, ripeto, è fondamentale. Quindi, ripeto, a livello anche di impugnazione, qualora subiate un licenziamento, va impugnato, perché ci sono dei termini stringenti, anche lettere di contestazione disciplinare, tutta questa serie di cose vanno impugnate e bisogna agire entro i termini, perché sennò si perde la possibilità di appunto far valere i propri diritti. Questo è più un piccolo flash. Un secondo flash che vi voglio dare è ancora sui danni da mala sanità. Perché? Perché capitano tutti i giorni a noi più o meno di ricevere tra virgolette, delle segnalazioni da parte di clienti per presunti danni da mala sanità. Ve ne voglio raccontare uno che ci è capitato proprio in questi giorni, di un signore che secondo lui aveva subito un danno da parte di una clinica odontoiatrica che gli avrebbe applicato del impianto con, diciamo così, dei denti non a norma e praticamente che gli hanno creato poi alla fine un danno che sono caduti poco dopo l'operazione e il trapianto. A questo caso ovviamente noi prendiamo atto della storia del cliente, riceviamo i documenti e poi cosa facciamo? Fissiamo subito quello che è un passaggio con il nostro medico, in questo caso il dentista, perché ovviamente noi non siamo medici, dobbiamo farci aiutare da un professionista. Quindi abbiamo sentito il nostro medico di fiducia, il quale, pensate, ha ribaltato quello che poteva essere un esito già scontato. Per quello che dico, aspettate sempre a prendere considerazioni. E in realtà l'ha visitato, ha fatto gli esami, il lastre, tutto quanto, e ha approvato il fatto che, secondo la sua opinione, il suo parere, non sarebbe stato fatto alcun danno dal precedente collega che lo aveva operato. Perché? Perché il suo tipo di masticazione lo portava tra virgolette, a fare una pressione tale sui denti superiori per la quale appunto qualsiasi impianto sarebbe stato installato avrebbe creato un danno. Ecco, questo per dirvi che, ripeto, bisogna stare attenti e non bisogna già partire col presupposto che ci sia un errore medico. Questo tutela anche dei sanitari, perché ovviamente va provato come? Con una perizia, perché senza la perizia non si riesce a fare niente, quindi bisogna far periziare diciamo così, la propria salute da un medico specialista. Noi abbiamo una rete molto fitta di professionisti, dall'ortopedico al neurologo, al ginecologo, all'odontoiatra, che possono analizzare, ovviamente sul nostro mandato, la vostra condizione clinica e valutare se effettivamente, ortopedico aggiungo, se effettivamente o no c'è un danno da mala sanità, perché questo aspetto, ripeto, è un aspetto focale, perché c'è un incrementare di domande che molte delle quali poi sono, abbiamo detto, anche tra virgolette non diciamo così pertinenti, no? Perché poi alla fine, ripeto, a volte dal possibile danno poi alla fine salta fuori niente. C'è praticamente un exploit di queste pratiche, quindi affidatevi sempre a un professionista serio che fa questo come specializzazione, ok? Non andate a partire in quarta con cause senza prima avere in mano un documento redatto da un medico, possibilmente anche di grande esperienza, che vi ha attestato se c'è stato o no questo danno, perché se no non state a posto con la situazione, cioè peggiorate quella che è la vostra, cioè se accumulate un altro problema, fate una causa su un problema che di fatto non c'è. Quindi questo è un po' quello che voglio dire, no? Altro flash sono, che abbiamo fatto, anche i sinistri causati dal famoso degrado della nostra cosa pubblica. Ultimamente abbiamo assistito, pensate, un valoroso runner che mentre stava correndo ha inciampato in una buca, purtroppo è caduto in una buca causata da un mal posizionamento delle piastrelle su questo lungomare, caduto rovinosamente, si è spaccato la tibia e quindi abbiamo fatto diffide, siamo andati in causa, abbiamo transato pochi giorni fa
con un importo che quando io l'ho comunicato alla persona che assisto ha sgannato a un avvocato, così non pensavo molto contento perché un importo molto considerevole che siamo riusciti a strappare con questa azione che è stata doverosa, però lui bravo che ci ha dato fiducia, bravo che ha creduto in noi, perché e poi le cause bisogna anche farle e devi avere i clienti che credono in quello che può essere il tuo percorso valutativo, ti danno fiducia. In questo caso la fiducia ci ha premiato perché abbiamo portato a casa, prima ancora di fare la causa, questo è un aspetto ancora positivo, la transazione con la compagnia assicurativa, e questo è stato già fatto perché abbiamo fatto la quietanza e quindi a quel punto, tra virgolette, abbiamo la certezza che la causa non partirà e verrà cessata per la materia del contendere, che non esiste più quando viene cessata prima ancora che incominci, perché non ci sono più i presupposti per andare ancora a litigare, no? Cioè finita la situazione legata al conflitto. Ecco, questo è per dirvi che anche in questo caso molte persone subiscono un danno, una caduta e non fanno niente, cioè si rassegnano, mai rassegnarsi. Bisogna sempre andare fino in fondo, insistere, perseguire quella che è la verità, quella che è la giustizia, no? Perché comunque alla fine, ribadisco, sono battaglie che non è che possono risolversi in qualche giorno, ma si risolvono in mesi, a volte in anni, perché poi se c'è da fare una causa dura più anni. E invece, come il nostro caso, addirittura prima ancora di partire quella causa abbiamo trovato un accordo e hanno pagato. Quindi meglio di così non poteva andare. Meglio di così sarebbe stato, non cominciava neanche, però insomma comunque, ripeto, è una soddisfazione anche, tra virgolette, ricevere un attestato di questo tipo. Vuol dire che le nostre pretese praticamente sono, tra virgolette, molto veritiere, avevamo ragione, no, nell'insistere. E niente, quindi questo è un po' il tema, no? Quindi, ripeto, noi siamo a disposizione perché abbiamo una rete di consulenti molto ampia, a partire anche da ingegneri. Abbiamo, addirittura io feci una volta fare un parere da un perito agronomo per una causa che scaturì per un danno alla vegetazione. Insomma, bisogna andare sempre a farsi aiutare dai consulenti su questi tipi di cause, sui cause dove c'è prettamente un ambito che esula da quello delle competenze di un avvocato, di un commercialista, come per esempio in questo caso addirittura un perito agronomo per danni derivanti da flora e vegetazione, un danno causato in un bosco fu causato, e quindi automaticamente praticamente c'è sempre stato c'è la possibilità anche di appunto fare questo tipo di cause, no? Quando si chiede appunto il parere da parte di un medico e di un consulente, ok? Quindi ecco, salve Andrea, regista, c'è una chiamata. Grazie Andrea, mi scusi, non l'ho vista. Andrea, grazie. C'è qualcuno? Pronto? No, non so se c'è qualcuno. Sì, certo, pronto? Mi sente? Se vuole c'è una chiamata, mi dice, ma non, Andrea, se vuole passarmi al telefono ci sono, non ho visto purtroppo il messaggio e me la sono perso. Invito la persona a ricontattarci se mi vuole parlare, perché sono qua apposta a ricevere telefonate, non mi fa altro che piacere. Ridò il numero 02 9294 7222 02 9294 7222 e quindi alla fine, ripeto, chiamateci perché mi fa piacere ricevere virgolette, quelle che sono le vostre delucidazioni, le vostre domande, però non sento più nessuno, cioè, quindi è caduta la linea, ecco, tornando ancora a quello che è il ragionamento di prima, anche all'interno del settore famiglia, no? Famiglia c'è una collega specializzata che si occupa di separazione e divorzi e quindi anche in questo caso fatevi sempre aiutare dimmi se passarla, sì, la passi pure Andrea, assolutamente, le chiamate me le passi tutte, grazie, sì, a meno che sia una chiamata, spero non però no, a parte gli scherzi, siamo qua
apposta, e anzi invito tutti, come detto più di una volta, Pronto? siamo qua in diretta, vediamo se arriva oppure no. Va bene, comunque io vado avanti per dirvi, stavo dicendo che Sente? all'interno dello studio lei non sente, no, io non sento, Andrea, non sento la telefonata purtroppo, Ma io la sento, perché io la probabilmente c'è sento. un problema di audio e io sento solo me stesso in questo caso, quindi non riesco a sentire il telefono, quindi mi dispiace, ma non riesco proprio a sentire. Però vediamo di andare avanti, insomma, se chiamerà il Signore, sono qua. E quindi stavo dicendo, abbiamo una collega specializzata in famiglia e automaticamente anche le questioni riguardanti gli aspetti di famiglia, separazione e divorzi possono essere tranquillamente affrontati. È un altro tema molto rilevante questo, perché alla fine anche il settore della famiglia è prettamente un settore da tenere monitorato. Scusate, ma ho un attacco di raffreddore che c'ho l'aria condizionata puntata. Quindi dicevo, fatevi, in questo caso, in considerazione il fatto che ci possono essere anche delle questioni riguardanti aspetti di famiglia, fatevi assistere in questo caso da specialisti, perché ormai stiamo diventando, grazie a Dio, una categoria di professionisti specializzati in determinate materie. Quindi, diciamo così, il consiglio è veramente state sempre, diciamo così, attenti dal chiedere a professionisti che sono specializzati. Ok, quindi avevo letto un'interessante tra virgolette, sentenza che vorrei leggervi, perché è molto attinente a quello che stavo dicendo, che è riguardante il famoso assegno a separazione e divorzio, no? Il quantum pensionistico, no, aspettate che l'ho vista prima, eccolo qua, addebito della separazione, infedeltà rilevante solo se causa e non conseguenza della crisi. Quindi il famoso danno, no, da tradimento, quando è che viene, diciamo così, la giurisprudenza lo riconosce? Quando c'è un'evidente causa che il tradimento ha fatto sul matrimonio. Spesse volte durante i procedimenti emerge che invece il tradimento è stata una conseguenza successiva alla crisi, non è stato determinante il tradimento nella crisi. Come lo si prova? Con le testimonianze, ovvero la classica coppia che stava insieme, però dormivano per esempio in due letti separati, uno dei due poi è tradito, ma il matrimonio di fatto si è provato che era già terminato, no? Con testimonianze anche da parte di conoscenti. Capite com'è complesso, no? Anche andare a provare di dimostrare che la causa del matrimonio è derivante dall'infedeltà. Non è sempre così. L'infedeltà è determinante se appunto è concausa a tutti gli effetti della conseguenza della crisi. Non della crisi, non una conseguenza della crisi. Questo aspetto è fondamentale. Distinguere la crisi matrimoniale da quella che è il tradimento che invece è causa della fine di un rapporto. Abbiamo visto in tanti casi, io magari meno direttamente perché non sono specializzato in questo, però lavorando nell'ufficio con la collega bravissima, questi concetti ormai li ho presi anche io, ovvero, come vi ho detto, tante persone credono di voler avere assegni divorzivi rilevanti, che secondo loro sono stati traditi, poi si scopre che in realtà il matrimonio purtroppo era già ai titoli di coda e quindi il tradimento non è stato sicuramente una causa della fine del matrimonio. Avete sentito parlare anche in casi di cronaca rosa tipici, no? Delle famose coppie anche dello spettacolo che si separano, più o meno il tema centrale è questo che vi ho detto, e quindi troverete queste parole anche rispecchiate in quello che è una cronaca che troverete su tutti i giornali ormai. Ecco, niente, questo è quello che vi volevo dire, no? Quindi, insomma, sono tutti aspetti molto delicati. Poi se c'è anche una prole, bambini, minori, bisogna prestare ancora più attenzione, perché poi c'è il discorso dell'assegnazione del figlio, del minore, insomma tutti questi aspetti devono essere valutati non bene ma benissimo, perché comunque alla fine, ripeto, è un
aspetto fondamentale, perché ci vanno di mezzo soldi, proprietà immobiliari, denari e tutto qua, tutto quanto, sì, vado avanti, il regista purtroppo mi dispiace per la persona che ha chiamato, ma non sono stato in grado. Se vuole potrà scriverci anche un WhatsApp potrà essere letto, se lascia un messaggio WhatsApp al 340 670 9659, noi lo leggeremo la prossima puntata, oppure ci mandi appunto una mail al nostro sito Studio Legale Direttissimo e potrà inviarci il suo quesito e noi nella prossima puntata le prometto che risponderemo. Quindi ultimi 3-4 minuti e poi ci salutiamo, per riepilogare quelli che sono stati i temi di oggi. Abbiamo parlato della doppia contribuzione INPS, come sempre facciamo ragionamenti sempre legati agli aspetti previdenziali e societari, quando appunto legati alla costituzione di una società. Prestate bene attenzione a quelli che sono gli aspetti previdenziali, societari, fiscali prima di costituire una società. Non andate a scatola chiusa a costituire un SRL, ma valutate bene passo per passo tutti i passaggi. Così facendo sicuramente incorrerete nell'errore e non dovrete, a distanza magari di qualche anno, dover già chiudere una società. Ecco, capito? Quindi, ripeto, valutatelo con grande... a 2 minuti a causa della chiamata sul Teams, se vuole poi lo chiamiamo, ma tra 2 minuti si chiude la chiamata. Ok, tra 2 minuti si chiude la chiamata e giustamente Andrea mi diceva abbiamo un problema con i tempi di Teams, quindi abbiamo ancora 2 minuti, quindi direi al signore che ci scusiamo per il signore che non siamo stati in grado di metterlo in linea, che deve richiamarci assolutamente giovedì prossimo, lo aspetto, ci sono ancora io a aspettare il signore che ci ha chiamato. Noi abbiamo ancora 1 minuto e poi dobbiamo salutarci, quindi giustamente è inutile che lo facciamo partecipare se poi non riusciamo a rispondere adeguatamente. Insomma, questo è un po' tutto. Ci sono anche questi intoppi, ragazzi. Purtroppo noi è da un po' che non siamo neanche in studio, perché poi chiaramente per questioni lavorative non riusciamo spesso ad andare in studio, ma siamo comunque collegati da qua in diretta, quindi per noi è lo stesso un'efficace puntata, anche se non siamo presenti. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione come sempre, mi raccomando, stiamo connessi, noi andiamo avanti anche ad agosto, probabilmente faremo una puntata anche da lontano, magari siamo in vacanza, ma vi teniamo in compagnia per una puntata in diretta, magari in prossimità di Ferragosto. Andremo avanti fino a tutto luglio con l'Avvocato Risponde, quindi per qualsiasi necessità potete scriverci anche su WhatsApp e poi ci chiamerete dalla prossima puntata. Io vi ringrazio, vi saluto e vi mando un caloroso abbraccio, saluto a tutti voi. Buona serata, ciao. Avete ascoltato l'Avvocato Risponde.